questa sarà penso la quarta o quinta edizione che faccio. Per me è sempre un'esperienza bellissima perché comunque gareggio nella mia piscina dove mi sono allenata da quando ero ragazzina, quindi avere anche il pubblico padovano e insomma gareggiare qui dove mi alleno sempre è bellissimo. I risultati poi tutti gli anni vengono, infatti ho fatto i 2 misti che non è la mia gara. Però insomma ho fatto un bel tempo, ecco. Per la 10ª edizione il Trofeo Città del Santo è diventato un appuntamento di caratura nazionale, con le migliori squadre della penisola impegnate nelle competizioni ospitate negli impianti della Padova Nuoto. Da quest'anno a livello nazionale siamo riusciti a portare le 6 squadre più forti che ci sono attualmente, manca l'Aniene, ma il prossimo anno porteremo anche l'Aniene, ma c'è il Salaria, l'Hydros, la Florenzia, il Team Lombardia, proprio grandissime società sportive dove si confrontano a livello assoluto, perché questo Trofeo del Santo si merita ormai di fare una gara anche nel Veneto a livello assoluto, non se ne fanno molte, si vanno sempre o Rimini o Roma eccetera, il Veneto vuole riprendersi un po' di spazio. A livello natatorio il Città del Santo è sempre stato uno degli avvenimenti più importanti in Veneto ed ora si propone con grandi ambizioni nel panorama nazionale. Alcune grandi atlete hanno partecipato a tutte le edizioni del trofeo. Quasi tutte, credo 8, e quindi da quando avevo 7-8 anni, quindi da piccolissima. Quindi per me è una gara, diciamo sì, è importante e poi mi fa sentire a casa. La 10ª edizione è stata vinta dal team Ispra Swim Planet, squadra di Varese, e molti atleti, fra i più affermati in Italia, guardano con attenzione l'evoluzione di questo appuntamento. Mi piacerebbe parteciparvi perché è una gara interessante, il livello è agonistico abbastanza alto, quindi è stimolante. Speriamo l'anno prossimo di poterla fare, insomma. I nuotatori veneti, molti dei quali assolutamente affermati a livello mondiale, si allenano con la Plain Team Veneto, società nata 16 anni fa. Noi abbiamo voluto tenere insieme il nostro vivaio e creare una formazione che appunto potesse confrontarsi con queste società. Direi che è un'iniziativa che è partita nel 94 con 3 società, oggi siamo a 12 e quindi direi che è stato un successo sia nella crescita agonistica sia diciamo in questa unificazione organizzativa che ha portato eccellenti risultati. Ed ora che in Veneto il Trofeo Città del Santo è cresciuto in maniera sostanziale e che molti altri eventi di richiamo si svolgono nella nostra regione, gli obiettivi del team Veneto non possono che essere altrettanto ambiziosi. Adesso abbiamo come obiettivo di riuscire a far arrivare i nostri giovani e giovanissimi che da anni dominano il campo nazionale ai vertici assoluti e essere protagonisti come già sono Alice Carbanese e Renata Spagnolo, anche tutti gli altri giovani arrivare a questi livelli. Non manca nulla perciò al nuoto veneto, il grande team ed i grandi eventi sono diventati il punto di partenza per costruire un nuovo futuro. Adesso possiamo guardare anche al futuro e perché no portare il campionato italiano, ci stiamo attrezzando anche noi. Ci stiamo attrezzando, ci stiamo allenando, la società Team Veneto che è un'unione di molte società sportive si sta qualificando nel giovanile al primo posto, nel settore assoluto al 4-5 posto, quindi possiamo guardare molto in alto.